La seconda corsa è un miglio per femmine di 3 anni, sono in 9 dietro l'autostart, questo è lo schieramento: 1 Dina Spritz, 2 Dami Ferbigi, 3 Dana e K, 4 Dalida Ban, 5 Divin Matli, 6 Drifa di Meletro, seconda linea 7 Dea GSO, 8 Dina Griff, 9 Diletta Trio. Favori netti per Dana e K, Alessandro Gocciadoro, numero 3 dello schieramento. Per lei prima volta in pista piccola. Favori comunque nettissimi. Macchina che stacca in questo momento, con Dana subito veloce a conquistare la testa nei confronti di Dina Spritz. Al largo rimane per il momento Divine Matley. Intanto l'errore di Dina Spritz, così Divine Matley può sistemarsi Dina Spritz, in seconda posizione dopo 150 metri di gara. Intanto se ne vanno i primi 200 in 14,9 con la favorita Dana e K che conduce. Buon vantaggio su Divine Matley, poi più indietro Dami Ferbigi in terza posizione. Se ne vanno i 400 in 37 da parte della Battistrada, che ha acquisito una quindicina di metri di margine sui rivali e continua ad andare a discreta andatura, completa i 600, 47,3, ora ha rallentato leggermente, ma nessuna riesce a seguirne per il momento l'azione. In seconda posizione si mantiene Divine Matley nei confronti di Diletta Trio, che si impegna all'esterno. La terza ruota invece ora da parte di Dina Griff, che progredisce con profitto e supera Diletta Trio, si porta a ridosso di Divine Matley e tenta di avvicinare Dana e K, che arriva al chilometro in 1,18,8 con un paio di lunghezze su squalificato. Dina Griff, che è ora in seconda posizione, ha superato Divine Matley e si lancia in caccia della Battistrada. 400 alla conclusione, con Dana e K che ora ha sparato un 14,7 tornando ad accelerare. Rimane a 3 lunghezze circa Dina Griff, le altre molto più discoste. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Dana e K che controlla la situazione. Ultimi 100 metri di gara per la favorita Dana e K, che viene a vincere la sua prima corsa in carriera. Dana e K, Alessandro Gocciadoro. Il secondo posto per Dina Griff, mentre per il terzo è il numero 6 Drifa di Meletro, che precede il resto delle concorrenti. 1,16,3 il ragguaglio conclusivo per la vincitrice Dana e K, Alessandro Gocciadoro, numero 3 dello schieramento. Per conto del signor Giorgio Specchia, la vincitrice in isolato percorso di testa conclude netta da 1,16,3, secondo posto per una comunque valida Dina Griff.